nelle puntate precedenti. Dai, e fatela una girata, che si vede la faccia così. Hai visto che adesso si vede? Ci sono. Come? L'avete trovato? Ma c'era un parcheggio di fronte alla chiesa proprio. Sì, c'è un parcheggio fantastico. Cioè non c'era nessuno nel parcheggio. Cioè, cos'è? Viale Di fronte alla chiesa, Quello che segue avviene tra le 21 e le 22. Il parquet praticamente è talmente dimenticato quel parcheggio. Infatti, che l'ho dimenticato. Mi dovete scusare. No, ma figurati, Mi dovete scusare. L'avete parcheggiato sopra. Bene signori, qua un casino proprio, persone vengono fuori, noi abbiamo dato una dritta a due belle ragazze, vediamo se riusciamo a fargli trovare parcheggio. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Stavolta accreditato sogno. Accreditato. Ce l'abbiamo fatta, biglietto accreditato. Questa è solo l'accoglienza. Mi raccomando, accreditato. E noi proseguiamo. Proseguiamo perché siamo accreditati. E comunque io me li ricordo invece, me li ricordo molto bene, quegli anni erano i primi anni 80, appunto, venivamo dagli anni 70, dove tutto sembrava che dovesse succedere e noi credevamo di poter cambiare il mondo, avevamo i nostri ideali, le nostre utopie, insomma il mondo non l'abbiamo cambiato, anzi a dire il vero è anche peggiorato, diciamo la verità. Però mi ricordo che erano altri tempi se vuoi più ingenui, noi partecipavamo, ci credevamo e discutevamo tra di noi, litigavamo a volte per i nostri ideali, i nostri principi,
Forse era troppo, ma adesso è troppo poco. Adesso non partecipiamo più, siamo quasi come rassegnati e io invece penso che dobbiamo ricominciare a guardarci negli occhi, a ricominciare a restare uniti, perché solo restando uniti ce la possiamo fare. Siamo al momento clou. Al momento clou. Accreditato. Grazie. Accreditato. Scusate, Notte Rosa, ne vogliamo parlare? Notte Rosa. L'ho messa a posto. È fedele. Sono partita dalla lettura di un libro. L'idea me l'ha data un libro di Pino Aprile che si intitola Terroni. Non so se chi di voi l'ha letto, ma quando ho letto questo libro ho scoperto un sacco di cose. La prima cosa è che quello che ci avevano insegnato sui libri di scuola sull'unità d'Italia era una menzogna. Che questo nostro sud non era un sud povero, straccione, in attesa di essere liberato, ma era un sud in tutti gli effetti ricco, prospero, all'avanguardia, moderno, che di fatto è stato saccheggiato, depredato, derubato e abbandonato. E che i briganti non erano poi così cattivi, ma erano dei resistenti. E questo l'ho scoperto leggendo un libro. Allora il pensiero poi si è esteso, ho pensato, ma perché il sud del mondo divide lo stesso destino? Perché il Latino America e soprattutto l'Africa, che è terra di saccheggio per eccellenza da secoli e secoli, che cos'è? Perché questo destino al sud? E ho cominciato a pensare e ho cominciato a scrivere delle canzoni. Ho avuto la collaborazione, la fortuna di avere dei collaboratori anche africani nella realizzazione di questo disco, e a loro ho fatto per esempio un sacco di domande, ho detto, ma come siete venuti qua? Perché? Che cosa succede a casa vostra? Perché scappate? E allora mi sono un po' messa nei panni dei nostri fratelli immigrati e ho scritto una canzone per la prima volta nella mia vita. Ecco, tutte queste esperienze mi hanno indotto a scrivere per la prima volta. Io finora ero stata solo un interprete. In questo disco tanto sono stati gli stimoli che ho cominciato a scrivere. La prima canzone che ho scritto, il testo scritto di questa canzone, la musica di Ivano Fossati, parla proprio di questo. Mi sono messa nei panni di un nostro fratello immigrato, per cui è una soggettiva da parte sua, che è un nostro fratello che vorrebbe incrociare i nostri occhi, ma non ci riesce mai, perché diciamo la verità, spesso io stessa non li guardiamo mai negli occhi, non gli diciamo mai una parola, ci vivono accanto, gli diamo qualcosa quando chiedono, ma mai ci soffermiamo a dire almeno ciao, come ti chiami? Nessuno. E allora, siccome io penso che il nostro futuro, che ci piaccia o no, sarà un futuro multietnico, forse cominciare a conoscerci male non ci fa. Praticamente sono ferme statue, tipo ogni tanto si reminano, sì. Praticamente si reminano quando passano le persone, si reminano. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione, e di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà. Mi sa che ciao non lo possono fare, perché come firme di Aldo Giovanni e Giacomo quando faceva un manichino. Chi sto agnato fece, eh? Oh, ciao Agnato.
queste praticamente si reminano per lei quando passano le persone, però girano, buonasera, girano, o perlomeno fanno movimenti, diciamo, cioè tutti uguali, in collettività, un movimento unico fanno, tutte insieme, mentre le altre ognuno per i fatti suoi, non diciamo cazzi perché... Buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi, grazie al mio nome, a nome dei musicisti, a nome di tutti noi, grazie infinite. Ci penso da lontano, da un altro mare a un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte è un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Buonasera, accreditato, accreditato. Ah. Sa dove... Ma sì, ora vediamo. D'accordo, in caso ci sono delle ragazze che possono... Vabbè, posso chiedere alle ragazze? D'accordo. Va bene. Posso chiedere alle ragazze l'accreditamento, dà anche l'opportunità di chiedere alle ragazze dove mi metto. Bello essere accreditati, no? Buonasera. Per essere accreditati purtroppo bisogna anche avere un abbigliamento consono, diciamo, alla civiltà, e allora mi sono messo una maglietta nuova e le scarpine che poco fa Toto Vasta mi aveva detto che non ci stanno con la maglietta la scarpina. Mischino, vedremo se lo fanno caso, non lo so, lui dice che era scritto. Speriamo che non mi telefona, anzi ora mettiamo silenzioso, così, anche per non disturbare. Ora vediamo se possiamo rascare pure l'autografo dopo l'accreditamento. Certe piccole voci proprio, il non blues ultra di Fiorella Manno, ce lo facciamo firmare questo e lo vado a mettere poi dentro il coso del CD. Vorrei farvi un'anticipazione su quello su cui stiamo lavorando in questi giorni. Uscirà verso primi di novembre una raccolta, un'antologia di questi miei 40 anni di carriera, visto che quest'anno ho compiuto 60 anni. E allora così, visto che ci stiamo lavorando, vorrei rendervi partecipi con questa piccola anteprima e vi vorrei far vedere come ero io nel 1981. Non sono qui per vedere il concerto, sono per fare informazione. Mi sono seduto qua di lato per distinguermi, perché praticamente sono in mezzo a tutti accreditati. Non è che perché uno è bello quando venga a
accreditato, ma se poi sono tutte accreditate, cioè, su tutti stessi, no? Dove sta la distinzione? Questo accreditamento lo conserviamo per 10 anni, questo per 10 anni è consigliabile conservarlo, perché non si può mai sapere come vanno a finire le cose stasera. Come si fa a non dire due parole su quello che sta succedendo e quello che leggiamo ogni giorno sui giornali? In Iraq c'è guerra, in Afghanistan c'è guerra, in Libia c'è guerra, in Sud Sudan c'è guerra, in Costa d'Avorio c'è guerra, in Libia c'è guerra, in Siria c'è guerra, forse ha ragione, in Ucraina c'è guerra, forse ha ragione Papa Francesco, la terza guerra mondiale è cominciata, solo che è tutta spezzettata. E allora io dico con le parole di una donna che stimo molto, Cecilia Strada, che la guerra mi fa schifo. Mi fa schifo chi la fa, mi fa schifo chi la finanzia, mi fa schifo chi la giustifica, mi fa schifo chi la arma e mi fa schifo anche le comunità internazionali che mi dicono no. Non c'è figlio che non sia mio figlio, né ferita di cui non sento il dolore, non c'è terra che non sia la mia terra, e non c'è vita che non meriti amore. Mi commuovono ancora i sorrisi e le stelle nelle notti d'estate, i silenzi della gente che parte, e tutte queste strade fa che non sia soltanto mia questa illusione, fa che non sia una follia credere ancora nelle persone. Luce dei miei occhi, dove sei finita? Lascia che ti guardi, dolce Margherita. Prendi la tua strada e cerca le parole, fa che non si perda tutto questo amore, tutto questo amore. Non c'è voce che non sia la mia voce, né ingiustizia di cui non porto l'offesa, non c'è pace che non sia la mia pace, e non c'è guerra che non abbia una scusa, non c'è figlio che non sia mio figlio, né speranza di cui non sento il calore, non c'è rotta che non abbia una stella, e non c'è amore che non invochi amore. Luce dei miei occhi vestiti di seta, lascia che ti guardi, dolce Margherita. Prendi la tua strada e cerca le parole, fa che non si perda tutto questo amore. Buonasera, ciao ragazzi, complimenti per l'organizzazione, per tutto, ciao. Luce dei miei occhi, dove sei finita? Lascia che ti guardi, dolce Margherita. Prendi la tua strada e cerca le parole, fa che non si perda tutto questo amore, tutto questo amore.
Grazie.